il caro Pierpaolo Fadda aveva già l'idea di riunire gli artisti sardi e io un giorno in riunione con Gianmario mi è venuta questa specie di illuminazione, ho detto perché non facciamo qualcosa di concreto, no? Allora ci siamo mobilitati per fare qualcosa di bello, per riunire tutti gli artisti sardi e per dare qualcosa e un messaggio soprattutto per quanto riguarda Casa Ail. Gianmario ha scritto il testo e tutto è nato così, e la musica l'ha scritta il maestro Sauropiana. Prima bisogna essere uomini, poi artisti, perché sensibili si nasce e bisogna cercare di portare avanti un messaggio di speranza, di positività soprattutto, e bisogna cercare di portare avanti i valori che in questo momento stanno mancando e capire un attimino, riflettere, capire quali sono le cose importanti della vita. Questo è il messaggio che sia io che Gianmario che tutti gli artisti vogliono portare. Mai più sogni spezzati non è altro che la frase coniata a livelli nazionali per il 50° anniversario dell'AIL. Da lì, da quelle 4 parole è venuta questa illuminazione che parla di dolore, di tristezza, di disagio, ma poi la canzone si evolve in una speranza, in una guarigione e in un mondo migliore, sia per il malato ma anche per i familiari. Tante voci importanti, tra l'altro tutte entusiaste di cantare questa canzone e soprattutto del fine nobile, perché il ricavato della compilation andrà totalmente a Casa Ail. La speranza mia, ma anche di Enzo e di tutti, è di arrivare più lontano possibile. Posso dirvi che il 21 di giugno la signora Rimini, la presidentessa dell'AIL di Sassari, è convocata da Mattarella con tutte le presidenti dell'AIL. In quell'occasione verrà regalato la compilation con questa canzone. Ringrazio tutti gli sponsor, chi ho a fianco, Enzo, il balletto di Uri, dove c'è anche mia figlia qui al mio fianco. Niente, vi dico solo seguiteci perché ne vale la pena, ma veramente, veramente. Grazie.